Pronto, buonasera, ma dall'uno? Sì? Buonasera, posso parlare con Fonsi? Chi è Fonsi? Sì. Oi Fonsi, un Mastanello, buonasera. Come? Tutto a posto? Insomma si va andare. Che può fare? Siete fatti, noi siamo venuti a cominciare un po' la situazione là, che viene un rino, no? A città così, siccome tengo la roba un po' cambia, non mi voglio portare a casa un'altra volta, posso venire stasera? Bene stasera. Perché noi scarichiamo la casa tua e sai che poi rimane insomma di non che fa. Auguri innanzitutto, auguri. Sì. Ma pure Giovanniello che rimane sposo figlio tuo e quindi tanti auguri, capito? Sì. Senti, allora fa una cosa, io vengo a scaricare sta roba là, chi tengo i 34 sacchetti di cemento coppo cambio. Tengo i 2 carriola. Tengo la mulazza. Sì. Tengo un giracapera. Sì. Tengo un quintale rene di cium. Sì. Tengo una strizzacorna. Vabbè. 2 spezzapalla. Sì. Una spezzapacca. Vabbè, allora ci vediamo stasera. A che ora ci venire? A che ora vuoi tu? Lascio capire. A che ora vuoi tu? Senti, ma siccome tengono un problema rosso, no? Lo tengo pure io. E che problema di? Quello che tieni tu. Ma scusa, tu, ma se volessi pigliare per fesso, ma non ci capito, voglio fare una cortesia. Voglio portare roba stasera prima che si sposi tuo figlio rimane a mattina. Però siccome tengo a sto maglione che fatica come si chiama Tonino, no? Chi sto qua non stava a radiato mio, posso fare un mio mezzo a te stasera? Sì, parla con me. Chi là è un po' rosso, insomma, mettiamo tra te e moglie, che smetti giusto mezzo. Si fa per cirile, non ti preoccupare. Sì. Pure perché ti mandai una capra stanotte, hai capito? Hai capito? Sì. Ma che dici sempre sì? Che già dice che no, allora ci vediamo stasera. Senti, ma mi dici che sono poco ignoranti, ovvero? Non lo so. Questo non lo sai. No. Siete fatta. Io ti saluto. Siete a posto. Sta a posto. Ma senti, sai che la situazione la ruba tanto buona, ovvero? Non lo so, ma tutte cose buone, poverino. Vabbè, state buono, lo, state buono. Mamma mia, magari una spugna. Ma tra l'altro numero di telefono che già mi conoscevo sicuramente. Ammannate, ho sempre dato il numero di telefono e sentiamo che succede, oi. Anche a portare sta roba, rimane un mattina con papa di. È arrivato il suo momento di faticare perché chi frava che sfrava che si muore mai fame, Guarda, allora ci muovo provino, non ne riamma di. Proprio da coppa all'anno da Maddaluna, prima che mi fa. La mamma Agostino Bianchi, Tersiglio. Pronto? Pronto, Bianco? Sì. Buonasera, sta Agostina. Sì, Simona, vai. Grazie assai, piacere. Pronto? Tanta pazienza che ci vuole. Pronto? Pronto? Chi è Agostina? Sì, chi è? Agostina, Mastaniello, buonasera, un frovocatore. Chi va a stare? Mastaniello, un frovocatore, Agostina. Pronto? Pronto? Chi va a stare? Come chi Mastaniello? Un attimo solo, aspetta, pigliamo un attimo. Fammi capire se hai sbagliato il numero, un attimo, andiamo a piacere, voglio. Agostino Bianco, via Carlo Alberto Tersigno, ci troviamo con l'indirizzo? E allora sto venendo là, che ha già scaricato la roba perché è arrivato fax aereo sera, insomma, da ditta per scaricare sta roba, ma provocati, ma non mi dici, scusa. Ma ti dà la paria? Ma scusate, che trima la paria che tengo 74 anni? Secondo voi chiama a casa la gente mi cappare anche sto? Mi pare che vuoi ti pariare un po'. Io non tengo niente da pariare, tengo sta roba a scaricare, tengo coppo cami, no? Tengo in mano spaccate e fatica stamattina. Ma secondo voi mi mette a chiamare a casa la gente? E ti tutto sciato lì. Lascio capire. Sei tutto sciato. Io tengo tutto stuciato, ma secondo voi come faccio a fare campare 4 femmine? Io da buio di 4 femmine. Sentite. Io ne 24. Sentite, facciamo una cosa. Io vengo là stasera, scarica la roba, pagate 300 euro e me la vado a casa. Questo non è uno scherzo, io non voglio minacciare, ma mi è piaciuto a minacciare. Però quando la gente mi manca di rispetto come a voi, no? Che secondo me voi siete un Non ho po'. accorto, sei ricavato con il ciumo però. Ma con il ciume, ma perché che mi dà benzina, fammi capire. E raga, la benzina sta giù. Io tengo il cemento armato, hai capito? E che quello lo pariamo. Ma quello che può pariare. Senti, non tengo nessuna capa fresca, tu hai capito? Io tengo 34 sacchetti di cemento coppo cami, no? Che fa questo 34 sacchetti? E che te camere che mi fai? Se vedi tu che può fare, ma se tu ordini sta roba, no? E poi non sai che può fare. Io sono di niente. Ma com'è non sai niente? Io sono niente. Allora, a me è arrivato sto fax aereo sera, a me mi passa manco la capa perché tu fai questa roba, hai capito? E io tengo niente da fare, poi se vengo là, pigli sta roba, lo rompo tutto quanto, lo mengo ancora, a te tutto quanto e me lo va. E fai troppo pure. Hai capito? Tu sei omma. Sì, somma. È certo che tu sei tu che non sei omma, hai capito? Vabbè, che Venga a vedere, ma così, 6 mesi, a vedere 7 mancano cuore. non c'è stronco, ma sto scemo. Aspetta un momento, andiamo, aspetta un momento. Tony, ma chi sei quello là, praticamente, la moglie? Va buono, veniamo presto a lui. Hai capito? Ehi. Ehi, è buono pure tu, è solo tu, 2-0, ammannati.
Facciamola no, vediamo che succede, sto tutto solato stasera. Siamo andati in un barello, vai giù. Chi frava che sfrava che si può mai fame, ma sta settimana gli malamente. Chi lo giovanile. Alessandro Pagano, 30 la 200. Ma manca Giovannile, ci starei da fare. Pronto? Pronto, Pagano? Sì? Buonasera, sono Mastanile, come va? Mastanile. Ehi, un fravogatore. Sì.